2.332.000 articoli di bigiotteria sequestrati dalla Guardia di Finanza perché potenzialmente pericolosi per la salute. Valore stimato circa 1 milione di euro messi in commercio da imprenditori cinesi. L'importante sequestro è stato effettuato al centro Ingrosso Cina. Parallelamente alle operazioni di sequestro, i militari si sono concentrati anche sulla provenienza della merce irregolare. Dall'analisi dei documenti fiscali e amministrativi, nonché con il supporto delle banche dati, è stata individuata la ditta che aveva rifornito il commerciante padovano, un importatore di Milano, anch'egli di origini cinesi. Grazie alla segnalazione delle Fiamme Gialle Patavine, i colleghi lombardi hanno compiuto un ulteriore sequestro di merce non conforme alle norme di sicurezza. Ricordiamo che questi beni hanno un costo più basso rispetto allo stesso prodotto più sicuro e la cosa crea concorrenza sleale. I titolari delle due ditte responsabili della violazione sono stati segnalati alle rispettive camere di commercio. La sanzione che riceveranno va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 30.000 euro. La merce confiscata verrà distrutta.